Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Rinnovo a voi ascoltatori le scuse per la voce figlia di un mal di gola agostano che credo e spero si risolverà nel weekend. Non credo invece si risolverà nelle prossime 48 ore la stortura che sta andando in scena a Venezia, che non si può non chiamare ricatto islamico. Perché, come ormai sapete tutti, la locale comunità bengalese, che è molto presente soprattutto a Mestre, parliamo di circa 40.000 unità, ha minacciato di bloccare la città con un maxi sciopero in qualunque settore lavorino gli appartenenti alla comunità medesima, nel caso non venga concessa la grande moschea che la comunità ha in mente, secondo il sindaco, e non solo il sindaco, anche come dire, non aderendo esattamente alle regole urbanistiche vigenti. Ma al di là, questo è ancora un tecnicismo. Il punto invece inquietante, che non può non rimandare, perché tocca ancora scomodarla, quindi per scomodare Oriana Fallaci, allo scontro di civiltà, sta nelle parole rilasciate con grande calma e affabilità da tal Mia Ritu, che era candidata della comunità bengalese alle recenti appunto comunali, con una lista a sostegno del candidato del PD, cioè un caso tecnicamente, adesso prima di qualunque giudizio, di candidata islamogoscista, che ha molto seguito social ed è intervenuta sul tema con probabilmente inavvertitamente esprimendo dei concetti che avvalorano la nostra inquietudine. Pronti via. Non si può dire prima integratevi e poi avrete una moschea. Come no? Sì che si può dire, scusate, cioè, è ancora concesso dire che una comunità per essere ospitata in un territorio, in una nazione, si integri prima ancora che con le usanze, con i valori basilari e le leggi che presiedono la convivenza di quella comunità. Ma andiamo avanti. E quindi mi chiedo, qual è il criterio, l'unità di misura dell'integrazione? Quanto bisogna essere integrati per avere questo? Una moschea non può essere il premio per chi si comporta bene. Cosa vuol dire? Lo chiarisce dopo, ma forse sarebbe stato meglio non lo facesse. La libertà delle donne non può essere una condizione per concedere la libertà religiosa. Rileggo, la libertà delle donne non può essere una condizione per concedere la libertà religiosa. Accidenti se lo può essere, certamente che lo può essere, ma come dire, qui abbiamo un problema proprio di alfabeto della società liberale, che prevede ovviamente la libertà di culto, che siamo i primi a difendere qui a Radio Libertà, la libertà di culto all'interno, di nuovo, della cornice valoriale e legale della nostra convivenza, cioè se un culto teorizza o addirittura richiede come pratica poi dai suoi adepti che la donna sia un essere di serie B, che sia ontologicamente inferiore all'uomo, che non possa autodeterminarsi nelle scelte lavorative, professionali, di abbigliamento, esistenziali, di relazione, no, è un problema. Se un culto prevede, come in molti paesi islamici o islamisti, ammesso ci sia poi una differenza tra i due aggettivi, che la testimonianza di una donna valga la metà in tribunale, è come se è un problema. Se in alcuni paesi islamisti, una versione totalitaria, addirittura alle donne viene sfracellato il cranio, vengono internate e torturate perché non sfoggiano il velo d'ordinanza, il velo coranicamente corretto, accidenti se è un problema. Cosa vogliamo dire? Che la libertà di culto è un valore finché appunto libertà. Non è che se un culto prevede appunto l'oppressione sistematica, la subordinazione di un individuo a un altro, il venir meno, questo è il punto, della libertà individuale, che è la precondizione per avere cittadinanza nella nostra società, nel modello di vita italiano, europeo, occidentale, certo che quel culto pone un problema e non va difeso, incentivato, coccolato o omaggiato con luoghi di culto a priori, a prescindere. È qui che salta completamente
la logica di costoro, tant'è che, come ha spiegato il sindaco di Venezia Venturini oggi in un'intervista su Libero, la situazione delle donne della comunità islamica bengalese a Venezia è la seguente. Parole del sindaco: oggi la quasi totalità delle donne della comunità islamica bengalese non è per nulla integrata nel tessuto sociale della città. Girano col velo integrale, quasi nessuna parla italiano, per questo passeggiano o in gruppo tra di loro o accompagnate dagli uomini che parlano la nostra lingua, che quindi parlano per loro, hanno la loro voce, hanno anche il loro volto perché loro lo nascondono. Poi c'è un altro tema molto importante ancora al sindaco: l'avvio lavorativo per le donne della comunità islamica è praticamente nullo. Insomma, c'è molto su cui lavorare per arrivare a una vera integrazione. Sì, perché l'integrazione non è un dogma a prescindere dalla religione politicamente corretta islamofila. L'integrazione è integrazione nei nostri valori: libertà individuale in primis, pari dignità di ogni persona in primis, libertà dell'autodeterminazione della donna in primis, e della legge. Se non ci sono questi prerequisiti, non c'è la libertà di culto tout court, è l'ABC di una società liberale, l'unica in cui gradiremmo ancora vivere. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto e lo specchio, avete ascoltato Liberamente. the room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri